Daydreamer Anticipazioni, trame del 10, 11 e 12 febbraio. Jeanne e Sanem sposi per un giorno. Sanem decide di andare da Jeanne per parlargli della sua confusione. Lì trova Deren che cerca di convincerlo a prestarsi come modello. Lui non vuole e lei chiede aiuto a Sanem. Alla fine Deren coinvolge anche Sanem in questo servizio dedicato agli sposi, molto importante per l'agenzia. Durante il servizio Jeanne prende tutto ironicamente sul serio, bacia Sanem, l'abbraccia, le dice cosa fare mentre il fotografo scatta le foto. Al quartiere intanto Jan ha messo in vendita la macelleria. La ragazza sente troppo la mancanza del fratello Osman. Nel frattempo JJ la chiama e le invia una foto di Jeanne e Sanem vestiti da sposi. Mekhibe giunge lì, vede la foto e va in escandescenza, pensando che si siano sposati sul serio. Jeanne e Sanem la invitano a calmarsi, si tratta solo di un servizio fotografico per l'agenzia, ma la donna crede che le stiano mentendo. Jeanne e Sanem si arrabbiano con JJ e lo costringono a recarsi nel quartiere per chiarire tutta la situazione. Lui arriva lì e scopre che Jan ha messo in vendita l'attività perché vuole partire e stare accanto a suo fratello. Gli dice poi che è una brava persona che deve prendersi cura di se stesso. Al termine del servizio fotografico, Sanem dice a Jeanne che spera che i suoi genitori non credano che si siano sposati davvero. Jeanne ribatte che se non vuole non è costretta a farlo. Lei ha sempre proposto di andarsene da lì insieme. Sanem gli esterna che ama scrivere e che ora non sa più scrivere. Jeanne le chiede se è colpa sua e lei conferma che è così. Sanem ribadisce che non vuole andare da nessuna parte, vuole stare lì, ma Jeanne le assicura che non le parlerà più di matrimonio. Sanem ammette di essere confusa e Jeanne le suggerisce di ascoltare il suo cuore. A casa Edin intanto si riuniscono le famiglie degli sposi. Mekhibe in particolare pretende che venga chiesta ufficialmente la mano delle proprie figlie. Lei e Yuma ovviamente discutono animatamente e faticano a trovare dei punti di convergenza che alleggeriscono le due liste consegnate a Leila. Inevitabilmente le mamme sostengono le proprie usanze di famiglia. Emirre e Leila cercano di tranquillizzarsi e decidono di prendere una boccata d'aria fresca, proprio mentre Jeanne e Sanem giungono lì in auto. Vista la tensione, la ragazza suggerisce di preparare il caffè per tutti e Jeanne l'aiuta. Dopo che Sanem serve il caffè, accompagnato con dei dolci, Jeanne cerca di mediare e di portare la pace tra le loro famiglie, ma con risultati momentanei. Allora Sanem, presa dallo sconforto, si rifugia in camera sua, seguita da Jeanne, e i due riprendono la loro conversazione. Jeanne vuole che parli chiaramente, così lei gli dice che tutto è difficile a causa di Yuma e non vorrebbe altre difficoltà. Aggiunge che lui risolve i problemi di tutti, ma non riesce a risolvere i loro. Jeanne e Mirre si recano in ufficio e Mirre ringrazia il fratello per essere a suo fianco, perché non sa come avrebbe fatto senza di lui e vuole poi sapere se il loro padre Aziz andrà alle nozze. Jeanne gli risponde che non crede che il padre possa esserci e Mirre sospetta che sia a causa della presenza di Yuma, ma capisce anche che Jeanne gli sta nascondendo qualcosa. Infatti il fratello gli rivela che il padre non è andato in vacanza, ma a fare delle cure all'estero. E Mirre rimane sconvolto perché il fratello non gli aveva detto nulla, ma Jeanne gli dice che il padre gli aveva chiesto di mantenere il segreto. Sanem si reca alla casa editrice. Ijit le dice che sembra infastidita da qualcosa. Lei gli conferma che la sua vita ora è un po' in subbuglio. Il ragazzo le racconta che in America sono interessati a pubblicare il suo libro. Sanem è emozionata e ovviamente felice. Capisce che non deve perdere tempo e lo stesso Ijit la sprona a iniziare a lavorare al più presto, concentrandosi senza distrazioni. In ufficio Emirre è arrabbiato per non aver saputo prima delle condizioni di salute del padre e aggiunge che ha bisogno di stare un po' da solo. JJ coglie qualcosa sul discorso tra Jeanne e Mirre e comincia a pensare che Jeanne soffra di gravi problemi di salute. Inoltre lo trova pensieroso e allora cerca di rassicurarlo dicendogli che è al suo fianco e dovrebbero parlare perché sa che sta vivendo un momento difficile. JJ va poi alla casa editrice e vedendo Jit e Sanem che si abbracciano urla sconvolto. Subito dopo si apparta con Sanem e le fa presente che quello non era un abbraccio amichevole, ma lei lo rassicura che semplicemente stava ringraziando il suo capo per averle dato la notizia che un agente in America sarebbe interessato al suo libro. Più tardi Jeanne giunge alla casa editrice e chiede a Sanem di poter parlare un po'. Lei gli vuole dare la grande notizia e gli racconta dell'offerta giunta dall'America.
Jeanne sembra a disagio e Sanem glielo fa presente. Lui conferma che ciò dipende dalla presenza di Jit, che lo disturba. Aggiunge che è orgoglioso di lei e che sapeva già che avrebbe seguito i suoi sogni. Sanem è delusa perché Jeanne non si fida di lei e gli ricorda che invece lei si fidava quando doveva tollerare la presenza di Pauline, la sua ex ragazza, sempre attaccata a lui in ogni luogo. Jeanne di rimando le ricorda allora della questione del profumo di Fabry e del contratto da lei firmato a sua insaputa, ma lei ribadisce che l'aveva fatto per salvarlo. Nel frattempo Emile confida a Leila la situazione di suo padre, così lei gli suggerisce di prendere il telefono e chiamarlo. Sanem invece si sente con Ayan e vuole raccontarle delle novità, ma la ragazza le comunica che si sta trasferendo da suo fratello Osman. Sanem rimane sconvolta e arrabbiata perché tutti la stanno lasciando da sola. Jeanne sta correndo lungo il molo e ripensa alle parole di Sanem su Jit. Chiama un suo amico e gli chiede di scoprire qualcosa in più su quella casa editrice in America e sul suo rapporto con l'azienda di Jit. Sanem intanto va sulla scogliera. Leila la chiama e le racconta del signor Aziz, ma Sanem le dice di non sapere nulla in merito. Poi, chiusa la telefonata, arriva Jeanne. Lui le chiede cosa stia facendo lì, se stia piangendo. Lei dice di non riuscire a scrivere, di sentirsi sola e strana. Osman e Jan se ne sono andati, tutti stanno partendo. Jeanne la rincuora e le dice che c'è lui lì con lei. Poi Sanem gli chiede del padre e Jeanne conferma la sua malattia. Lei è dispiaciuta perché Jeanne non si è mai confidato con lei e gli chiede di non nasconderle più nulla. Gégé riesce a raggiungere Ayan per salutarla, anche se lei voleva che nessuno sapesse della sua partenza. Poi le chiede cosa accadrebbe se le chiedesse di non andarsene. Ayan le dice che non riesce più a riconoscersi e che ha bisogno di ritrovare se stessa prima di arrivare a lui. Arriva l'autobus, Gégé le chiede se tornerà e Ayan gli risponde che lui è il suo destino. Gégé le dà l'indirizzo del suo villaggio e le dice di cercarlo lì, anche lei è il suo destino. Intanto a casa di Ivit la convivenza tra Yuma e Leila non è delle più felici. Quello è il giorno del matrimonio e Leila dice alla suocera di essere un po' nervosa. La ragazza non ha un abito da sposa e Yuma vorrebbe andare con gli sposi a sceglierlo, ma Jeanne la ferma, dà alla madre delle chiavi e le dice che sono quelle di un bel posto in cui la invita a trasferirsi. Emire e Leila sono una giovane coppia e non hanno ancora trovato una casa, hanno bisogno di vivere la loro vita da soli e anche lui e Sanem andranno alla ricerca di un nuovo posto per loro. Anche Sanem si reca a lavorare a casa di Ivit perché non riesce a scrivere e spera di trovare l'ispirazione, ma vicino a Jeanne le cose non vanno meglio. Intanto Yuma li osserva scocciata dall'interno della casa e tira un sospiro di sollievo quando giungono Deren, Gégé e Jit, invitato da Jeren per prepararsi tutti lì. Jit ha regalato un libro a Sanem, ma lei gli dice che forse quello non è il momento giusto per scrivere. Lui però non vuole che lei perda questa occasione giunta dall'America. Iniziano i preparativi per il matrimonio. Jeanne è in camera sua e arriva Sanem che ha bisogno del suo aiuto per tirare su la cerniera del suo abito. Jeanne le chiede cosa accadrebbe se lui non lo facesse, mostrandole apertamente di desiderarla. Sanem è in imbarazzo ma gli sorride felice. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!